Buongiorno, buongiorno, tanta cronaca oggi nel nostro notiziario. Partiamo da un fatto gravissimo. A Padova è stato arrestato un 27enne che si spacciava per babysitter e abusava dei bambini, sequestrato un materiale pedopornografico. In diretta da Padova Valentina Visentin con Cristian Roque Allende. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, sono foto e video raccapriccianti quelle trovate nei due cellulari e nei due computer sequestrati in casa di un 27enne padovano dagli agenti della squadra mobile di Padova. Sono immagini dal contenuto pedopornografico. L'indagine è scattata dopo la denuncia di una famiglia. Le vittime sono bambini piccolissimi, 4, 5, 6 anni, a cui il 27enne si avvicinava come babysitter, acquisendo fiducia da parte della famiglia, facendosi affidare questi bambini, proponendosi come babysitter tramite annunci sui giornali e sui vari siti di babysitteraggio, e così riusciva ad agganciare le famiglie, tante le vittime, una appunto sicuramente da cui è partita la denuncia, ma le indagini continuano proprio perché l'attività che il 27enne svolgeva era iniziata nel 2019. E tante immagini, quelle sequestrate, migliaia di file scaricati da internet, purtroppo anche video e foto autoprodotte proprio dal cellulare del ragazzo che si ritraeva mentre compiva atti sessuali con i bambini. Il ragazzo è un 27enne padovano. La perquisizione nella sua abitazione da parte della polizia della squadra mobile di Padova, coordinata dalla Procura dei minori di Venezia, è scattata lunedì. Lo racconta anche il questore Marco Dorisio, che ha ricostruito la vicenda, anche il questore visibilmente provato da questa indagine che ha scoperto e portato alla luce quello che compiva questo babysitter orco. Le parole del questore di Padova Marco Dorisio, e poi la linea può tornare allo studio. Tutto ciò che viene rinvenuto praticamente su supporti informatici, parliamo di 2 tablet e 2 cellulari, dove da una prima preview che hanno fatto i colleghi appunto della squadra mobile sono purtroppo emerse migliaia di immagini e video a contenuto pedopornografiche, probabilmente una parte scaricata da internet, e però sono stati così individuati centinaia di file relativi a foto e immagini autoprodotte con esplicite violenze sui bambini vittime appunto di appena 4, 5, 6 anni, quindi è scattata appunto l'arresto in flagranza. Adesso c'è, come dicevamo, un aspetto investigativo, quindi anche perché si tratta di risalire al ritroso, perché questo 27enne svolgeva l'attività occasionale di babysitter, promuovendo appunto con questa sua attività con annunci sia in rete, in internet, ma anche sui giornali, sui quotidiani, ragion per cui gli venivano affidati questi bambini. Quindi si tratta dal 2019. Così il questore di Padova, il dottor Marco Odorisio. Ancora bambini protagonisti di gravi fatti di cronaca, una corsa disperata verso l'ospedale San Bortolo di Vicenza e poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare per la piccola Ambra Haljaovic, che oggi avrebbe compiuto 4 mesi. La procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Avrebbe compiuto 4 mesi oggi. Il cuore della piccola Ambra Halilovic invece ha smesso di battere ieri mattina improvvisamente nel campo nomadi di Sandrigo, gettando nella disperazione la sua famiglia e l'intera comunità. Poco dopo le 8 la chiamata al 118. Presto, correte, il cuore di nostra figlia ha smesso di battere. In quel momento uno dei camper della famiglia era già lanciato a tutta velocità verso la città. La posizione segnalata alla centrale del SUEM è il parcheggio di un bar di via Chizzalunga,
Lunga, lungo la Marosticana. Automedica e ambulanza vengono inviate in codice rosso, ma quando i soccorritori arrivano sul posto non trovano nessuno. La famiglia ha già deciso di proseguire direttamente verso il San Bortolo, nel disperato tentativo di guadagnare tempo. Al pronto soccorso li attendono i medici guidati dal primario Foscarina Dalla Rocca e l'equipe della terapia intensiva pediatrica coordinata da Paola Ferrarese. Le manovre di rianimazione vanno avanti per oltre 30 minuti, ma ogni sforzo risulta vano. Il decesso viene constatato davanti ai genitori, ai fratellini, ai nonni e agli zii, arrivati in ospedale in una ventina. Per prevenire possibili tensioni, al posto di polizia dell'ospedale si aggiungono in pochi minuti le volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri. La squadra mobile, coordinata dal vicequestore Lorenzo Ortensi, ascolta subito i genitori. La procura di Vicenza, con il sostituto procuratore Roderick Blattner, apre un fascicolo senza indagati e dispone l'autopsia per chiarire le cause della morte. Non c'erano state avvisaglie né patologie note. Sarà l'esame medico-legale a dover dire perché il cuore di Ambra si sia fermato in un mattino che per una famiglia e per un'intera comunità si è trasformato in tragedia. Servizio di Ivano Tolettini, il grave incidente a Noventa Vicentino dove un autobus ha investito 2 studenti, oggi un incontro con il provveditorato per decidere il da farsi. Siamo Daniele Garbin. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Conferma, proprio siamo a Noventa da pochi minuti e proprio si è concluso questo incontro proprio dopo l'incidente una settimana fa in cui un bus del trasporto pubblico ha investito 2 studenti e tra l'altro mutilando una ragazza che ha perso la gamba il giorno successivo, una 14enne. Ovviamente è un fatto grave, molto grave, che poteva anche avere esiti peggiori. Ecco, di fronte a questo incidente comunque è stato necessario fare un punto della situazione. Com'è il sindaco Mattia Veronese? Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ecco, e questo appunto è stato il tema di questo incontro, chiesto tra diverse istituzioni che da questa mattina alle 9 si sono trovati a discutere il mondo della scuola, il mondo tra cui il dirigente scolastico e studenti, il mondo dell'azienda con addirittura il presidente e i rappresentanti degli autisti e poi chi altri, sindaco? Intanto partiamo con la solidarietà che tutti quanti hanno manifestato. Io ovviamente come amministrazione comunale porgo nei confronti della ragazza che ha subito purtroppo i danni più gravi, l'altro ragazzo che mi dicono è in fase di miglioramento e le loro famiglie, ma un pensiero va anche all'autista che anche lui lo considero una terza vittima di questa situazione perché si è trovato sicuramente a gestire una situazione imprevedibile per lui, quindi anche la solidarietà nei suoi confronti come lavoratore. Ecco, ricordiamo così sinteticamente cosa è successo. Un autobus al momento di uscita dalla scuola si è trovato di fronte a una massa di ragazzini pronti a entrare, forse indisciplinati, forse qui è un'indagine in corso anche per stabilire esattamente le dinamiche. Resta il fatto che è una situazione molto simile anche ad altre realtà e questo ha messo un po' più in difficoltà. È di questo che avete discusso? Sicuramente adesso ci sono delle indagini in corso, ci sono dei rilievi e quindi ringrazio ovviamente la polizia locale e comunque le forze dell'ordine che stanno prendendo tutte quante le informazioni possibili e immaginabili. Sicuramente quello che è successo a Noventa Vicentina è un fatto che purtroppo potrebbe capitare in qualsiasi altra situazione dove c'è la presenza di una forte presenza di studenti e quindi questa cosa qui è stata rilevata sia dall'azienda SVT sia dalla polizia locale che ha registrato queste cose anche in altri luoghi. Ecco il motivo per cui questo incontro fatto su Noventa alla fine in sintesi chiederò alla provincia di fare un tavolo perché questo argomento sulla sicurezza venga praticamente trattato in un aspetto più ampio che non riguarda solamente il caso di Noventa. Ecco, nel caso specifico invece vostro ci sono stati già degli elementi che voi avevate già preventivato a suo tempo perché comunque la sicurezza era un argomento che avevate già preso in considerazione. Quali spunti, cosa cambierà da domani se cambierà qualcosa? La popolazione studentesca di Noventa Vicentina è in continua crescita, adesso siamo arrivati a 1700 studenti, più considerando anche personale ATA, collaboratori e docenti, siamo a una popolazione studentesca e comunque del complesso del tutto quanto alla scuola di oltre 2000 persone. È un paese che si riversa nel paese e di conseguenza quando i numeri aumentano dobbiamo anche impostare una politica dei trasporti e quindi chiediamo all'azienda SVT un miglioramento del servizio. Però dal punto di vista della logistica sapete che abbiamo chiesto già da anni alla provincia un investimento specifico su Noventa, siamo arrivati ad un risultato importante. Adesso c'è un progetto esecutivo che sta andando in gara per 7 milioni di intervento per un ampliamento del plesso del Masotto che prevede condizio sine qua non però
un nuovo parcheggio e una nuova apertura da via Fassanara, che è l'altra strada parallela, in sicurezza proprio per i mezzi SVT. Quindi sul piano sicurezza è già da tempo che 90 Vicentina insieme con la scuola lo chiede in maniera forte e chiara alla provincia. Ecco, intanto la ringraziamo, Sindaco. Ovviamente seguiremo il progetto da vicino. Certamente sì, e speriamo insomma che questo fatto purtroppo grave servi un po' di ragionamento più ampio e si trovino delle soluzioni non solamente a 90 Vicentina. Ecco, allora per il momento è tutto da 90 Vicentina. Direttore, a voi la linea. Grazie al Sindaco Mattia Veronese, a Daniele Garbini e al nostro operatore Simone Squarcina. Un gravissimo incidente a Maserata, un'anziana ha perso il controllo dell'auto, si è scontrata frontalmente con un'autocisterna, l'autocisterna si è rovesciata, ha schiacciato un furgone, ci sarebbero morti e feriti. Andremo tra pochissimo in diretta da Maserata con Daniela Sizzia. E c'è stato uno scontro tra due auto a Bagnarola di Sesto al Reghena, 4 feriti, di cui 2 in modo grave. Ci racconta tutto Federico De Ros, che si trova sul luogo dell'incidente. A te, Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Purtroppo ci troviamo a Bagnarola di Sesto al Reghena in via Trieste a documentarvi un terribile incidente frontale che si è verificato questa mattina intorno alle 7:30, un frontale tra una Lancia Libra e una Fiat Punto che ha coinvolto in totale 4 persone, tutte rimaste ferite. A bordo di un'auto, più precisamente sulla Fiat Punto, che si trova dall'altro lato della carreggiata, viaggiava un papà con il proprio figlio, e invece nella Lancia Libra 2 donne. Come potete vedere dalle immagini, testimoni silenziosi di questo terribile incidente sono il volante completamente sradicato, una portiera, il vetro anteriore, un'altra portiera qui sotto di noi. Vediamo che i rilievi da parte della polizia locale di Sesto al Reghena sono ancora in corso. Qui di fronte a noi vediamo un altro addirittura agguanto, e poi poco distante da dove ci troviamo noi ora addirittura 2 scarpe appartenenti a una delle signore a bordo della Lancia Libra. Purtroppo, come lo abbiamo anticipato, il bilancio è pesante, con 4 persone rimaste ferite. Si è attivata una macchina di soccorsi importantissima con operatori sanitari del 118, con 2 ambulanze, 2 elisoccorsi decollati proprio da Udine, vigili del fuoco e la polizia locale proprio di Sesto al Reghena, che sta continuando con i rilievi. Il papà a bordo appunto della Fiat è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine assieme ad un'altra donna che viaggiava a bordo proprio della Lancia Libra, e invece il figlio e l'altra donna sono stati portati in ospedale a Pordenone, anche loro per traumi e ferite riportate. Le condizioni più gravi ovviamente sono per il papà e per una delle donne che attualmente si trovano ricoverate in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera al telegiornale regionale. Per il momento però da Sesto al Reghena è tutto. A te in studio. Grazie a Federico De Ros della nostra redazione di Udine e Pordenone. Passiamo alla sicurezza. C'è davvero una rabbia ormai diffusissima di commercianti, artigiani, cittadini che vengono quotidianamente derubati, quindi l'assalto ai loro negozi, ai loro esercizi, alle loro abitazioni. E ci sarà un incontro con Alberto Stefani e il sindaco Mario Conte e il ministro degli interni Piantedosi per vedere cosa fare, mentre alcuni dei derubati stanno organizzando una grossa manifestazione contro i ladri, contro questi predoni che arrivano soprattutto dall'est, e dovrebbe svolgersi in primavera.
spettacolo immortalato dalle telecamere dell'emporio cinese di Via Ghirada, mentre dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso arraffa i soldi del fondo cassa. È lo stesso ladro che pochi minuti prima, a 300 metri di distanza, ha colpito da Tonino Pizza. Ormai è quasi una sfida tra guardie e ladri, perché mentre gli agenti arrivavano alla pizzeria di Viale Cacciatori, l'uomo con identiche modalità razziava l'altra bottega. Per casa, per soldi, forse quasi 200 euro, perché alla notte l'1:15, prima della pizzeria, dopo seconda qua. Ed anche qui è la seconda volta negli ultimi mesi, una serie di furti e spaccate ai danni delle attività commerciali di Treviso senza precedenti, con un'emergenza che è arrivata anche in regione. Il sindaco Conte, anche come presidente ANCI, ha incontrato il governatore del Veneto Stefani per organizzare un vertice con il ministro Piantedosi e creare un protocollo per un Veneto più sicuro. Contiamo di farlo entro fine di gennaio, proprio perché l'obiettivo è quello di fare sinergia tra comuni e regione per mettere in campo una strategia coordinata e soprattutto che sia uniforme a livello territoriale, per consentire di incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Più agenti e risorse alle forze di polizia, ma anche la presenza dell'esercito. Tra le altre cose, uno dei nostri obiettivi è quello di chiedere la permanenza e possibilmente anche l'incremento della presenza dei militari nelle nostre città. Nel frattempo l'appello a raccogliere firme e scendere in piazza, lanciato da Antonio Amatruda ai commercianti e alla società civile, ha acceso il dibattito con numerose attestazioni di solidarietà. Vediamo le firme che raccogliamo nel giro di qualche mese, 2 mesi, 3 mesi. La mia idea è almeno 10.000 firme e poi andare in piazza. Questa è un'idea. Adesso ho bisogno della collaborazione dei cittadini trevigiani e dei commercianti trevigiani. Servizio di Marta Marangoni, adesso andiamo in diretta a Macerata per il grave incidente di cui vi abbiamo parlato, un'autocisterna che si è rovesciata schiacciando un furgone. In diretta Daniela Sizia con la parte tecnica di Nicoletta Rizzetto. A te Daniela. Sì. Dopo ti vado le gambe. Direttore, buongiorno. Buongiorno, purtroppo una tragedia qua in via Piave, lo vedete, il furgone completamente schiacciato. Hanno appena tirato sull'autobotte che era piena di vino, avranno dovuto scaricarlo, hanno tirato su, non si sa quante vittime ci siano, perché sicuramente ovviamente l'autista del furgone, ma stanno cercando di capire se c'è anche un'altra persona. C'è l'elicottero del SUAM, i soccorsi sono là, non si sono ancora avvicinati perché è stato difficilissimo riuscire ad alzare il rimorchio. C'è un signore che ha visto l'incidente, non vuole essere ripreso, però vi faccio sentire un po' la ricostruzione di questa tragedia, l'ennesima, direttore, in una strada fra l'altro che è molto trafficata, che è questa di via Piave. Lei che cosa ha visto? Che cosa è successo? Io ero dietro alla cisterna, stavamo proseguendo in direzione Macerata, velocità normale. A un certo punto la Panda, che proveniva in direzione Macerata verso Cimadolmo, ha invaso la corsia opposta. L'autista del camion è stato bravissimo perché si è spostato tutto a destra, purtroppo di là c'è l'erba, con l'erba le ruote sono andate giù, ha fatto elastico con il guardrail prendendo la signora sulla sinistra. Prendendo la signora, il camion si è ribaltato perché si è piegato su un fianco e è andato giù per la piazzola di là. Ecco, sono 4 i mezzi, abbiamo visto coinvolti, c'è l'autobotte del vino, c'è purtroppo il furgone che è rimasto completamente schiacciato e c'è anche un'auto qua. Come mai anche quest'auto? Io dall'altra parte ho visto solo la Panda che ha invaso la corsia e il camion che la prendeva e si ribaltava. È stata oscurata tutta la visuale dalla massa del camion, quindi da questa parte non so cosa sia successo. Ecco, la signora è rimasta ferita, ci hanno detto è stata portata via. La signora è rimasta ferita, l'abbiamo tenuta vigile, infatti appena è successo l'incidente abbiamo chiamato subito i soccorsi. Nel mentre stavamo assistendo la signora, ed ero al telefono col 112, ci siamo avvicinati al camion perché la signora è rimasta con un'altra signora che ha assistito all'incidente. Io e un'altra signora ci siamo avvicinati al camion e in quel momento abbiamo visto il fiorino sotto e l'autista che tentava di scendere. Abbiamo provato a chiamare a gran voce i signori dentro il furgone, nessuna risposta, e poi sono arrivati i soccorsi.
Quindi nel fiorino non avete visto? Non abbiamo visto nulla, non sapevamo neanche che c'era noi di là, perché non l'abbiamo proprio visto. Il camionista sa se è rimasto ferito? Il camionista è leggermente ferito, ma è cosciente, è tranquillo. Ecco. È sotto shock. Certo, ecco direttore, lo puoi capire, è davvero una tragedia, e se puoi vedere le immagini, in questo momento i vigili del fuoco stanno cercando ora, in questo momento, di aprire il fiorino e capire se all'interno ci siano una persona o più di una. I soccorsi 118 si è avvicinato in questo momento, si parla ovviamente di vittime e non più di persone ferite. Direttore, era completamente schiacciato sotto l'autobotte, c'è anche l'elicottero che è fermo qua nel campo qua vicino, però insomma vediamo i soccorsi che sono gli uomini del soccorso del 118 che sono lì fermi davanti, perché poi stanno cercando di aprirlo, il fiorino che è completamente distrutto. Come avete sentito, un incidente gravissimo, un'auto che ha sbandato, ha invaso la corsia del camion, e poi direttore, il camion ha tentato l'impossibile, è andato a urtare l'auto con la signora che è rimasta ferita, sembra non gravemente, e però poi si è capovolto ed è finito purtroppo sopra dal fiorino al furgoncino che è rimasto schiacciato. Solo in questo momento lo hanno estratto il furgone, e ancora non si conoscono il numero delle vittime. Sicuramente ci sarà l'autista, il conducente del fiorino, ma si spera che dentro non ci fossero altre persone. Questo direttore è quanto è accaduto oggi qua in via Piave, fra l'altro strada, come vi dicevo, anche molto trafficata, strada che è stata ovviamente completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto, come potete vedere, c'è la polizia locale, ci sono i carabinieri, c'è il SUEM 118, i vigili del fuoco con 3 mezzi, e stanno davvero cercando in questo momento. Ecco, io non so se Nicoletta riesce a farvi vedere, in questo momento è stato il furgone, il fiorino è stato completamente estratto, e vediamo che si stanno anche avvicinando i soccorsi, gli uomini del SUEM 118. Direttore, appena avrò qualche notizia in più, anche per farvi capire purtroppo quante vittime ci sono, ripetiamo, speriamo che ci sia solo una vittima, però il bilancio comunque è gravissimo, c'è una persona ricoverata in ospedale, il camionista che è ferito leggermente ma sotto shock, questo è il bilancio di questo drammatico incidente qui a Maserata. Direttore, io magari ti richiederò in linea appena avremo qualche notizia in più sul numero delle vittime. Grazie Daniela Sizia, Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Un incidente spaventoso, vi daremo altri particolari con altri collegamenti. Intanto un'ultima ora appena arrivata, è stato arrestato il complice del vigile urbano Gianluca Salvagno, responsabile della morte di un 25enne barman che è stato ucciso con un colpo alla tempia a Mira. Pare che questo ragazzo minacciasse di ricattare il vigile urbano con un video in cui lo si vedeva in compagnia di un transessuale. Questo complice, di cui non si sapeva nulla fino a poco fa, è un 38enne, è un italiano e vive a Spinea. Vi daremo ulteriori particolari più tardi con un collegamento con Anna Maria Parisi della nostra redazione di Venezia e di Mestre. Adesso andiamo a Rosà, perché sono ormai 10 giorni che è scomparso l'ingegnere Antonio Menegon, il paladino dei comitati di coloro che sono contrari agli auto Velox. Si sta rafforzando la pista di un rapimento. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore. In realtà sono 11 giorni dall'ultimo avvistamento dell'ingegnere Antonio Menegon, perché era il 3 gennaio che le telecamere della videosorveglianza di un privato hanno ripreso l'ingegnere 78enne proprio davanti alla sua galleria d'arte qui a Rosà in via Garibaldi, salire su un furgone e poi ritornare sempre davanti alla sua galleria. Da
dal 3 gennaio più nulla. Come dicevi tu, cresce, si fa sempre più strada l'ipotesi del rapimento, del sequestro di questo ingegnere consulente, super consulente della battaglia contro i velox irregolari. Avrebbe dovuto, l'abbiamo detto ieri, lo ripetiamo ancora una volta perché questo è un dato davvero inquietante, avrebbe dovuto testimoniare in una delle prossime udienze per il processo iniziato lo scorso 8 gennaio a Cosenza, quindi doveva essere presente in tribunale perché lui aveva collaborato con la procura di Cosenza, quindi siamo in Calabria, per questa battaglia portata avanti contro i velox irregolari. Tra l'altro proprio era stata la procura di Cosenza che in quell'occasione, grazie alle perizie dell'ingegnere che vive a Tezio sul Brenta ma appunto alla sua attività a Rosà, grazie a queste perizie erano stati sospesi centinaia di velox irregolari. E una battaglia che aveva portato avanti sì in Calabria, ma in realtà Menegon assieme ad altri colleghi e consulenti aveva portato avanti questa sua lotta contro l'illegalità in tutta Italia, compreso il Veneto. C'è chi lo conosce bene, c'è chi ha lavorato per tanto tempo in tante occasioni con l'ingegnere Menegon che dichiara assolutamente lui non si è allontanato volontariamente. L'ipotesi del rapimento si fa sempre più strada, è sempre più drammatico quello che potrebbe profilarsi l'epilogo di questa vicenda, anche se i familiari continuano a sperare, ovviamente chi lo conosce, chi ha lavorato al suo fianco continua ovviamente a sperare nel risultato migliore, insomma che l'ingegnere stia bene e si sia trattato soltanto di un momento così di sconforto. Abbiamo sentito ieri anche l'ingegner Cairoli dalla Lombardia che convinto lui che si trattasse di un momento no, ecco, nonostante tutti i lavori portati avanti dall'ingegner Menegon, visto che magari non venivano più di tanto seguiti, momento no, quindi ha deciso di staccare. Però nelle ultime ore la pista del rapimento e la pista calabrese è sempre quella più possibile, più probabile. Se abbiamo aggiornamenti, direttore, ti richiedo la linea. Per il momento da Rosà è tutto. Allora, grazie Vanessa Banzato e Cristian Roque Allende. E questo è un giallo, ma ce n'è un altro, è quello della scomparsa della 22enne Annabella Martinelli, che si trovava nella zona di Teolo, sui Colli Euganei, e che è sparita senza lasciare tracce. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona, anche qui si teme un rapimento. L'elicottero drago dei Vigili del Fuoco e i droni hanno sorvolato per tutto il giorno e anche quest'oggi si sono rialzati in volo sopra Passo delle Fiorine a Teolo. Proseguono le ricerche di Annabella Martinelli, studentessa padovana di giurisprudenza, scomparsa da casa lo scorso 6 gennaio dopo essere uscita di sera in bicicletta. La procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo di inchiesta contro ignoti per sequestro di persona, in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili. A Teolo, nel quartier generale, si alternano uomini del soccorso alpino, volontari della protezione civile, squadre cinofile per battere palmo a palmo ogni anfratto e grotte nella boscaglia. Si parte dalle uniche certezze sul percorso fatto da Annabella, che la sera del 6 gennaio è uscita di casa dei suoi genitori nel quartiere Forcellini a Padova. Ha detto di dover incontrare un'amica. In sella alla sua bicicletta si è diretta verso la pizzeria dove, come quando, dove alle 22 circa ha ritirato 2 pizze ordinate telefonicamente per asporto. Perché 2 pizze? Si doveva incontrare con qualcuno, questo è il primo mistero. Poi a Teolo è entrata nella pizzeria La Pepita, dove ha acquistato 2 bibite. La sua presenza è ripresa anche dalle telecamere del municipio di Teolo, proprio lì davanti. E sembra lei, c'è stato un passaggio, una tarda serata, sembra del 6. La sua bici è stata trovata legata con il lucchetto poco distante nella frazione di Villa di Teolo. Perché chiuderla con il lucchetto? Questo è il secondo aspetto da chiarire. Gli inquirenti hanno sentito anche le sue amiche, chi studiava con lei a Bologna da tempo, la 22enne aveva smesso di dare esami, e anche l'ex fidanzato che aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui Colli Euganei continuano.
Servizio di Valentina Visentin, vi dicevamo dell'arresto del complice del vigile urbano che ha ucciso a mira un 25enne barman lasciando il cadavere in un campo. Sentiamo adesso in diretta telefonica i particolari da Anna Maria Parisi. A te Anna Maria. Ce l'abbiamo? Anna Maria? Ci senti? Andiamo avanti, allora riprendiamo tra pochissimo, vediamo di ristabilire il collegamento per i particolari che riguardano un 38enne italiano di Spinea che è stato arrestato, sarebbe il complice del vigile urbano Gianluca Salvagno. Abbiamo parlato prima di violenze, ci sono altri casi di violenza nel Bellunese dopo il tentato femminicidio a Cortina d'Ampezzo da parte di un uomo che ha coltellato l'ex moglie. Si sta facendo di tutto per prevenire questi fatti e ovviamente si fa prevenzione e nonostante questo ci sono stati altri 2 arresti proprio nel Bellunese per stalking. Sentiamo Tiziana Bolognani, a te Tiziana. In questura per parlare di violenza di genere, di violenza domestica, è il caso che vi abbiamo riferito nelle scorse ore, quello dell'arresto per stalking, un bellunese nei confronti di una cittadina di nazionalità georgiana e successivamente un ammonimento del questore per una serie di violenze domestiche che andavano avanti da diversi anni. Un ammonimento che è significativo anche della forza che hanno avuto nella fattispecie questa donna sulla quarantina d'anni e la figlia poco più che ventenne di rivolgersi agli uffici della questura, segno che la prevenzione e anche l'attività di divulgazione di queste tematiche che sono fondamentali fanno presa nei confronti delle donne. Al mio fianco la dottoressa Cristina Rizzo, che è la dirigente della squadra mobile di Belluno, alla mia destra la dottoressa Giovanna Cafaro, che è vice dirigente, commissario vice dirigente della divisione anticrimine. Partirei con la dottoressa Rizzo per inquadrare i 2 casi differenti che avete affrontato, però sono già 2 casi da codice rosso poco più di 15 giorni. Sì, effettivamente insomma, siamo molto contenti per l'epilogo che c'è stato in entrambi gli interventi. Il primo si è concluso la giornata di venerdì 9 gennaio, abbiamo arrestato per stalking un cittadino bellunese a seguito delle condotte persecutorie con cui vessava l'ex compagna dal mese di settembre, e invece nella giornata di ieri abbiamo eseguito, a seguito della richiesta da parte della Procura di Belluno, un'ordinanza cautelare che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei confronti di un cittadino moldavo per le condotte di maltrattamenti che poneva in essere effettivamente da diverso tempo ai danni del nucleo familiare. Ecco, dobbiamo dire che lo scorso anno sono stati perlomeno una quarantina i casi all'attenzione della questura di Belluno, casi da codice rosso, ed è un dato che certamente deve fare riflettere. Così, dottoressa Cafaro? Sì, esatto, infatti i casi appunto di codice rosso circa 40, ma la questura comunque risponde bene anche con una forte attività di prevenzione di cui si occupa quindi la divisione anticrimine, tant'è che appunto sono stati fronteggiati la maggior parte di questi casi anche con delle misure di prevenzione adottate da parte del questore, in particolar modo gli ammonimenti, che sono appunto misure di prevenzione che vanno a prevenire appunto che determinate condotte possano sfociare quindi nell'ambito penale, quindi forniscono questa tutela anticipata nei confronti della vittima. E nel corso del 2025 sono stati diversi gli ammonimenti, sono stati circa 18, e già nel 2026 solo a gennaio
in questi 15 giorni già abbiamo avuto 2 ammonimenti per violenza domestica, quindi questo è il segno appunto che i cittadini ormai iniziano a conoscere quali sono gli strumenti per poter fronteggiare queste situazioni e si rivolgono a noi appunto per cercare aiuto, quindi non hanno più paura di mostrarsi e dimostrare anche le proprie fragilità e quindi cercare aiuto da parte nostra. Ecco, questa prevenzione per chiudere, per definire qui questo nostro contributo, passa anche attraverso una app che è in funzione, che funziona da poco tempo ma che ha già iniziato a dare potenti risultati, è l'app YouPoll, attraverso la quale il cittadino che si trova in difficoltà può segnalare e può anche chattare, ma nel momento in cui chatta e quindi segnala un episodio si attiva di fatto una allerta nelle centrali, alla centrale operativa della Polizia di Stato. È così. Sì, effettivamente noi lo ricordiamo sempre, insomma, ai cittadini che vengono qui da noi, si rivolgono a noi della Polizia di Stato. Effettivamente l'applicazione YouPoll è un'applicazione vincente perché molto spesso la vittima di violenza domestica, ma anche di altre condotte, insomma, penalmente rilevanti, non sempre può recarsi fisicamente in ufficio e parlare con noi. Questo è sicuramente uno strumento di prossimità di cui la Questura dispone e con cui può essere ancora più vicina al cittadino. Che cosa diciamo alle donne che in questo momento ci stanno guardando per sensibilizzarle, ce ne fosse ancora bisogno, rispetto anche all'importanza, alla necessità di segnalare questi casi? Beh, alle donne che ci ascoltano vorrei dire di non avere paura di farsi avanti e di non provare vergogna nel raccontare la loro storia, perché un aiuto è sempre bene chiedere un aiuto, mai rimanere da sole, oppure raccontare, magari se si ha paura di avere un approccio iniziale magari con noi, quantomeno raccontare qualcosa a un'amica, a un parente, anche perché potranno essere poi loro a venire da noi e raccontarci quindi la storia e fare in modo che noi possiamo attivarci in qualche modo. Quindi non avere paura ma cercare aiuto. Grazie molte a Tiziana Bolognani e ai suoi ospiti, al nostro operatore Stefano Bozzi. Una notizia battuta dalle agenzie poco fa, pubblicata dal Corriere delle Alpi: a Cortina d'Ampezzo, rapina in pieno centro alla gioielleria Salvati. 2 banditi sono fuggiti con borsoni di merce dopo aver immobilizzato la commessa, quindi persino rapine nella perla delle Dolomiti a pochi giorni ormai dall'inizio delle Olimpiadi invernali. Abbiamo parlato prima dei furti, delle rapine e della decisione da parte di associazioni di categorie di cittadini di organizzare una manifestazione di protesta che si svolgerà probabilmente in primavera. Sono previste migliaia di persone, ovviamente manifestazione che noi seguiremo. Sentiamo cosa ne pensano i trevigiani. Ci sono stati furti e spaccati un po' in tutti i negozi e gli commercianti hanno detto basta, sono esasperati, scendiamo in piazza per manifestare. Secondo lei questo può servire in qualche maniera? Ma certamente può servire un po' per mobilitare un po' la politica affinché magari possa prendere dei provvedimenti inerenti a migliorare un po' la situazione. Sì, certo, va sempre bene. Sì, certo, Treviso è una città molto vivibile e bella e quindi bisogna risolvere questo problema. Guardi Calmaggiore come è messa e quindi insomma ci ha contribuito molto il discorso della delinquenza, ecco, tutto qua. La soluzione a una protesta non lo è mai, ma senza dubbio per sensibilizzare questo problema che a mio avviso non solo i negozi ma ha colpito tantissime case del centro, la mia compresa per 3 volte, con ingenti danni subiti e nulla di fatto da parte di chi di dovere, per cui secondo me sensibilizzare è importante questa cosa, mi unisco volentieri ai commercianti. Sì, quantomeno si può provare a cercare qualche soluzione. Più si è meglio forse si può provare, sì, decisamente. È sempre buono far sentire la propria voce, secondo me. Quindi è giusto comunque manifestare? Secondo me sì.
È giusto scendere, ho sentito anche prima che giravo per il mercato, attenzione borseggiatrici, perché sono in 2 o 3 persone, cioè è una cosa pazzesca. Non lo so se può risolvere qualcosa, certo che l'unica cosa che possono fare, per cui la facciano. Direi di sì, anche perché soprattutto è triste vedere il centro storico, io abito qua vicino, con i negozi sempre più vuoti, sempre più chiusi, e la paura della gente o del commerciante di rimanere aperto. In passato ho avuto anche un'attività commerciale e sì, si ha paura. Non so se si risolverà il problema, ma è giusto farsi sentire. Secondo lei, oltre a questo, cosa si può fare di più? Le attività commerciali, dal punto di vista mia, devono essere sostenute. Quindi lei scenderà in piazza insieme a loro? Volentieri, sì, volentieri. Scendere in piazza e far sentire anche la propria amarezza, la propria rabbia può servire? Secondo me no, in realtà, essere onesti, si crea solo una spiacevole situazione anche per tutti gli esercizi attorno. Siamo a Treviso, dove è stato identificato e denunciato l'uomo che ha rubato il salvadanaio nella cicchetteria La Gigia. Sentiamo Daniela Sizia. Difficile sul fronte delle spaccate e dei furti un po' in tutta la Marca, ma soprattutto nel centro di Treviso. L'abbiamo visto, esercenti che sono esasperati, le indagini dei carabinieri che hanno portato a identificare ora un soggetto. Parliamo di un furto che era avvenuto il giorno di Capodanno, il 31 di dicembre, nel cuore di Treviso, dalla Gigia. Ora avete identificato, comandante, un soggetto. Sì, allora, come ha detto bene lei, è stato un periodo in cui sicuramente ci sono stati più episodi che hanno interessato il capoluogo. Di alcuni di questi episodi siamo stati interessati noi come Arma Carabinieri per la competenza settoriale, e abbiamo in questo caso identificato un soggetto, un 33enne italiano, residente in provincia, con numerosi precedenti penali. Attraverso l'esame delle telecamere di videosorveglianza interna siamo riusciti a riconoscerlo come quello che ha prelevato il barattolo delle mance all'interno della osteria della Gigia, noto locale qui di Treviso. Persona che ora state controllando, perché potrebbe non essere stato questo il suo unico colpo. Diciamo che siamo riusciti a identificare sicuramente il responsabile di un altro colpo, tra virgolette, operato però in provincia, quindi non in capoluogo, però stiamo analizzando tutti i dati che abbiamo in possesso per vedere se possiamo addebitare la responsabilità di altri episodi sempre a questo soggetto. Ecco, comandante, è stato un periodo difficile, l'abbiamo detto. Il consiglio per i cittadini, ma non solo, anche per l'esercente, è quello di sempre denunciare immediatamente alle forze dell'ordine, anche quando si vede qualcosa di anomalo. Allora, dobbiamo uscire dall'equivoco che l'intervento in flagranza di reato è esclusivamente risolutivo. In realtà tutte le denunce a noi servono per poter fare anche una statistica. Molte volte viene come dire ritenuta superflua, in realtà a noi serve per orientare i servizi sul territorio, ma soprattutto per renderci conto di quello che effettivamente sta accadendo sul territorio, perché ricordiamolo, insomma, i social non sono il luogo ideale per denunciare. Il luogo ideale sono le stazioni carabinieri, i commissariati, i luoghi delle forze di polizia, che sono deputate al contrasto dei reati in via generale, in competenza generale, e soprattutto anche all'analisi statistica di quello che accade per poter, come dicevo prima, orientare i servizi in maniera efficace. Furti continui non solo nei negozi ma anche nelle case, e ovviamente indagini sempre da parte dei carabinieri, e avete potenziato voi l'organico soprattutto sulle strade nel periodo quello più difficile, quello di Natale. Sì, sappiamo perfettamente che il periodo autunnale e invernale sono i momenti più difficili per i reati predatori, un po' perché chiaramente il tutto è favorito dall'imbrunire che arriva molto prima rispetto agli altri mesi dell'anno, e questo sicuramente è un momento di particolare attenzione per noi. Ricordo che comunque abbiamo sempre ogni giorno almeno 100 pattuglie sul territorio, parliamo della provincia principalmente, ma anche per quanto riguarda la città. Chiaramente noi contribuiamo insieme alla Polizia di Stato al controllo settoriale del capoluogo,
luogo, e questo, come dicevo, ci consente di esprimere ogni giorno sul territorio un numero di personale sicuramente adeguato a quello che sono le esigenze di carattere operativo e soprattutto, insomma, per la sicurezza del territorio. Grazie davvero, grazie comandante, da Treviso è tutto. Grazie da Iacizia al tenente colonnello Mazzanti. E ancora furti con i ladri in azione a Sovizzo, in via Ariosto. Una coppia di malviventi ha cercato di introdursi in un'abitazione suonando prima il campanello. Sabato sera verso le 6:30 due ragazzoni incappucciati hanno suonato alla porta di una di queste abitazioni. La proprietaria che era in casa è uscita e gli hanno detto: guardi signora che ha una perdita di acqua. E poi sono andati. Naturalmente hanno visto che la casa era abitata e non hanno avuto motivo di fermarsi. Tutto qua. Questo è il contenuto del tam tam che è stato amplificato nei social tra i residenti di via Ariosto a Sovizzo, che attesta quanto l'attività dei ladri sia comunque intensa nel comune nonostante le feste natalizie siano passate. Novembre e dicembre infatti restano i periodi preferiti dai ladri. Il fatto però non è stato denunciato alle autorità, cosa che andrebbe comunque fatta. La gente ormai perché non denuncia, secondo lei? Non lo so, io non ho motivo, non lo so. Io quando è capitato a me, io ho sempre denunciato. Probabilmente una volta fatta la denuncia, una volta beccati questi delinquenti, devo dire, non vengono rilasciati liberi dopo. Probabilmente non è questo, che bisogna fare qualcosa di diverso, ecco. E ci sono ovviamente furti non solo in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, bande di giovani composte da triestini e da stranieri, quindi anche in Maranza in azione, questa volta non creando difficoltà nella città con delle risse, ma proprio rubando all'interno di due abitazioni nel rione di San Vito. L'attività criminale di Maranza sale di livello, non si limitano più a commettere vandalismi in strada, spacciare droga, scatenare risse che possono culminare in accoltellamenti, ora svaligiano le ville. Doppia incursione dei ladri nella tarda serata di sabato nel rione di San Vito, più volte al centro degli interessi dei malintenzionati negli ultimi mesi. Prima è stata presa di mira un'abitazione di via Besenghi, i topi d'appartamento hanno forzato una finestra e si sono introdotti all'interno. Un tentativo di furto, visto che i ladri non hanno fatto bottino dopo aver messo a soqquadro alcune stanze della casa. Dunque il secondo tentativo, questa volta riuscito. La stessa banda, sempre forzando una finestra, è entrata in una villa di via Vettor Carpaccio. Dopo aver rovistato per i vari locali, i ladri sono riusciti a portare via alcuni orologi e gioielli. Poi il gruppo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Per entrambi gli episodi è intervenuta la Polizia di Stato, che sta indagando. Gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza fornite dalle stesse vittime del furto, dato che le ville colpite sono dotate di telecamere che avrebbero immortalato il gruppetto di Maranza, riconoscibili dal modo di vestire, tute griffate, cappellini, catene, orologi appariscenti e scarpe da ginnastica costose. Non si placa dunque il fenomeno dei furti in casa a Trieste. Diversi i rioni colpiti dai ladri negli ultimi mesi, con l'utilizzo di varie tecniche, dalla colla sugli stipiti delle porte per controllare per quanto tempo le abitazioni rimangono disabitate, alla ricerca social per verificare se i proprietari di casa si trovino in vacanza, fino agli appostamenti per studiare le abitudini delle vittime designate. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Oggi in regia ci sono Francesco Ceron e Tommaso Migotte. Adesso andiamo in diretta Mestre da Edi Caliman con Simone Merlo per la parte tecnica, perché sono stati trovati degli smartphone nei bagni dell'Università Ca' Foscari e c'è la denuncia delle studentesse che dicono di essere state spiate. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Esatto, siamo in via Torino, nella sede del campus scientifico dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si sta ancora appurando quanto accaduto poco prima di Natale e quello che è emerso invece soltanto ieri. È emerso tra l'altro tramite una mail di dipartimento inviata collettivamente dai direttori proprio del dipartimento del campus scientifico, quello che vedete qui alle mie spalle, fatto di tanti fabbricati. L'episodio in questione sarebbe avvenuto nel fabbricato Z, dove due studenti
studentesse si sarebbero viste passare sotto la porta del bagno durante l'atto dei loro bisogni per essere spiate un avambraccio con tanto di cellulare annesso per appunto spiarle, un fatto che desta particolare preoccupazione soprattutto tra le studentesse ma anche tra gli studenti maschi che abbiamo fermato nonostante sia tempo di sessioni e quindi non c'è il solito via vai qui fuori dal campus universitario, un atto da condannare e chiedono soprattutto gli studenti ma soprattutto il collettivo LISC di fare di più, a chiedere all'università di fare di più per tutelare la privacy e la sicurezza. Abbiamo sentito qui in mattinata la rappresentante proprio degli studenti di Ca' Foscari, sentiamo. Presso il campus scientifico di Via Torino, noi come rappresentanti dell'Università Ca' Foscari sentiamo il dovere di esprimere la più ferma condanna verso qualsiasi episodio di violenza di genere, molestia o qualsiasi danno che venga arrecato alla libertà e alla dignità della persona. Io stessa, in primis come donna e poi come rappresentante, sento il peso che un accaduto come questo può avere sulle mie colleghe e soprattutto sul loro senso di sicurezza all'interno di un luogo che dovrebbe essere emblematicamente luogo di tutela, crescita e sicurezza. Oltre a condannare e a risottolineare la gravità dell'accaduto, dobbiamo però sottolineare la necessità di fare chiarezza su questi fatti, affinché i responsabili possano essere condannati in maniera certa e grave. Cogliamo quindi questa occasione per ribadire come spazi concreti di ascolto per gli studenti all'interno dell'università esistano. Pensiamo al CUG, il Comitato Unico di Garanzia, che nasce con l'obiettivo di contrastare qualsiasi disparità di genere e favorire le pari opportunità. Il CUG è uno spazio a cui gli studenti possono accedere direttamente, concretamente, per segnalare qualsiasi episodio di disagio a cui assistono personalmente o che vedono subito dagli altri. Come rappresentanti dunque ci impegneremo affinché l'università torni ad essere un luogo di tutela, di sicurezza, di ascolto, dove tutti si sentano protetti. Direttore, intanto è arrivata anche la nota del rettorato della Ca' Foscari, ci dispiace molto per l'accaduto e quanto ci è stato segnalato. L'università da tempo ha investito in una serie di servizi e strumenti che sono a disposizione di tutti per segnalare comportamenti inadeguati, molesti e discriminazioni e per chiedere sostegno psicologico e informazione sui propri diritti. Questo è una parte della lunga nota che ha inviato proprio il rettorato in questi minuti per commentare l'accaduto. E direttore, per adesso queste le novità dal campus scientifico, a te la linea. Grazie Edi Caliman, il nostro operatore Simone Merlo. Ancora cronaca, una bambina che è finita in ospedale a Treviso per aver ingerito dell'hashish contenuto forse in un dolce. La piccola è stata presa in cura dai medici del Cafoncello che l'hanno attentamente seguita prima in terapia intensiva e poi in pediatria fino alla ripresa. L'ULS 2 fa sapere che l'episodio è accaduto ai primi di dicembre, ha visto coinvolta una bambina di 10 mesi. La piccola è stata accompagnata al pronto soccorso dai genitori e stando a quanto riferito ai medici dopo un'ingestione accidentale di un pezzettino di hashish che sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio. Il caso è stato immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria, si è tenuto un tavolo tecnico nel quale è stato definito un percorso di dimissione protetta e comunicato ai genitori. Questi ultimi, a 10 giorni dal ricovero, hanno però comunicato la decisione di autodimissione e probabilmente seguirà un'inchiesta. Zona rossa in scadenza a Vicenza e quindi un vertice in prefettura per definire quali misure saranno adottate dopo il 31 gennaio. Al vaglio anche l'ipotesi di rimodularne i confini. Zona rossa in scadenza il 31 gennaio. Dopo i 3 mesi di zona rossa estiva e la sua rivisitazione a partire da ottobre, all'attenzione di prefetto e vertici delle forze dell'ordine in occasione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al vaglio l'ipotesi di rimodularla alla luce dei risultati raggiunti fino ad oggi. Già ad ottobre, oltre al quadrilatero, alle strade intorno alla stazione ferroviaria a Campomarzo, la zona rossa era stata estesa anche a Giardini Salvi, a Parca Cattaneo, una misura che permette di potenziare l'attività di prevenzione per la sicurezza urbana. Allo studio una soluzione atta ad evitare che il confine determinato dalla zona rossa sposti poi il problema altrove. Stiamo cercando di fare un ragionamento sul prosieguo, se confermarla
come eventualmente rimodularla, come già abbiamo fatto l'altra volta, perché vogliamo evitare quell'effetto per cui la zona rossa comporta che in altre zone attigue magari si riversano le persone allontanate dalla zona rossa. La zona rossa ha un senso in quanto si concentrano le forze di polizia in quella zona, ma non possiamo abbandonare le altre, né tantomeno gli altri comuni. È un compito difficile, stiamo ragionando, entro fine mese ovviamente prenderemo una decisione meditata e motivata. È un capannone alla periferia di Vicenza, è stato trasformato in base logistica per il traffico di motocicli rubati. La polizia ha denunciato 3 persone e sequestrato 13 motociclette per un valore di oltre 130.000 euro. Tutto è partito dal segnale di un AirTag. Vediamo. È stato un piccolo segnale elettronico a far scoperchiare un traffico di moto rubate che arrivava fino a Vicenza. Nel pomeriggio del 10 gennaio la squadra mobile della questura interviene in via dell'Opificio dopo la segnalazione di un cittadino lombardo che aveva geolocalizzato la propria moto rubata a Milano. Gli agenti individuano un grande complesso di capannoni con accesso in via Ponti di Debba. Dal retro notano 3 uomini che alla vista della pattuglia cercano di dileguarsi entrando in un magazzino. Vengono bloccati e identificati un 52enne Burkina Faso, un 25enne marocchino e un 43enne senegalese. All'interno dello stabile 13 motoveicoli risultati tutti rubati per un valore complessivo stimato di circa 130.000 euro. Nessuno dei 3 è in grado di spiegare la provenienza delle moto. I 3 sono stati denunciati per ricettazioni in concorso. Vice Daniele Garbin, intanto anche i truffatori sono sempre in azione, però un marito e una moglie ultra ottantenni hanno sventato un loro colpo. È successo a Rossano Veneto. È stata la prontezza di riflessi di una coppia di anziani, 89 anni lei, 94 lui, residenti a Rossano Veneto, che ha sventato l'ormai nota truffa del gas mettendo in fuga il malvivente. In pieno giorno uno sconosciuto senza alcun tesserino identificativo si è infatti presentato davanti alla porta di casa dei coniugi, dichiarando d'essere un tecnico incaricato di controllare se l'acqua del rubinetto fosse inquinata da gas. L'anziana si è però insospettita e ha invitato il soggetto a effettuare il controllo prelevando l'acqua dal rubinetto in giardino, evitando quindi di farlo entrare in casa. Preso alla sprovvista, l'individuo ha estratto una bomboletta spray e ha stordito l'anziana, permettendo a un complice di intrufolarsi indisturbato. Ma il malvivente non ha fatto i conti con il marito, un alpino ultra novantenne, che si è piazzato davanti all'ingresso, impedendo a chiunque di entrare. Vista la malparata, il falso tecnico e il complice sono scappati al volante di un'auto di lusso bianca. Del caso sono stati informati gli agenti della polizia locale di Rossano Veneto. Non fate mai entrare estranei in casa vostra anche se sono in divisa, perché ci sono finti agenti di polizia, finti carabinieri, finti tecnici del gas e dell'Enel, per cui è un appello che si continua a fare inutilmente perché comunque i truffatori colpiscono indisturbati. E la sicurezza a Padova, arrivano 54 nuovi agenti di polizia. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari dice che è una presenza reale, che significa sostegno ai cittadini. Nuovi poliziotti in arrivo sul territorio grazie al 231esimo corso allievi agenti e al 19esimo corso vice ispettori della Polizia di Stato. In totale si tratta di 3.500 persone che prenderanno servizio nelle varie questure d'Italia. Ad annunciarlo il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. In 3 anni questo governo ha assunto 42.500 operatori delle forze di polizia. Così diamo una risposta concreta a un problema diffuso: più uomini, più donne sul territorio per tutelare i cittadini. Con l'ultimo aggiornamento in Veneto l'incremento definitivo è di oltre 200 nuove unità, considerando tutte e 7 le province e tutti i comparti di assegnazione. A Padova sono stati destinati 54 nuovi agenti e vice ispettori che saranno impiegati nel presidio del territorio. Numeri che significano una presenza reale e un sostegno concreto ai cittadini e a chi ci difende ogni giorno. L'intervista di Francesco Rattai. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Tommaso Migot. State con noi, grazie.
Prendiamo con la vicenda di un neoconsigliere regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Benetti, che è accusato di attentato contro i diritti politici. In sostanza, durante la campagna elettorale faceva il giro di tutta la zona, di tutto il suo collegio elettorale e attaccava degli adesivi con sopra scritto PD sul simbolo di Fratelli d'Italia per mettere in difficoltà il suo più diretto rivale. Benetti è stato eletto, l'altro no, e ovviamente la storia non è finita qui. Abbiamo intervistato il suo avvocato. Si dichiara sereno, confida nella giustizia che farà il proprio corso e arriverà all'accertamento della verità. Così l'avvocato Stefania Tescaroli, difensore del neoeletto consigliere regionale di Fratelli d'Italia Fabio Benetti, accusato di attentato contro i diritti politici del cittadino. Nello specifico, l'accusa è quella di aver manomesso numerosi manifesti durante la campagna per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre scorso, coprendo il simbolo di Fratelli d'Italia del collega Mattia Moretto con quello del PD. La bufera politica è nata proprio dopo la denuncia contro ignoti di Moretto, attuale presidente del Consiglio Comunale di Rovigo. Nel corso del procedimento ovviamente si procederà a dimostrare la totale estraneità ai fatti da parte di Fabio Benetti. Naturalmente lo stesso, il mio cliente, provvederà a tutelare la propria immagine in tutte le competenti sedi. Sul caso indaga la Procura di Rovigo, che ha effettivamente verificato la presenza di numerosi manifesti elettorali manomessi nel capoluogo polesano e nei comuni di Adria, Ceregnano, Lendinara, Badia, Fratta, Castelmassa, Villadose e Bergantino il giorno prima del voto. Una versione diversa da quella raccontata dalla legale di Benetti. Durante la campagna elettorale è notorio, perché era già stato acquisito anche agli atti di queste indagini, che i suoi cartelloni, manifesti pubblicitari sono stati continuamente strappati, gettati a terra, coperta la faccia, coperto il nome, quindi capisce che sono stati alterati i cartelloni pubblicitari di Fabio Benetti a più riprese. Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, che a Ring ha dichiarato: la prima volta che sento questo tipo, almeno nella mia breve esperienza politica, che sento questo tipo di reato attribuito ad un candidato, un consigliere. Però se la magistratura sta indagando, ovviamente è anche a difesa probabilmente della parte offesa, quindi la parte offesa so che ha fatto una denuncia verso ignoti, quindi non sapeva chi fosse e quindi insomma questa è la situazione generale. Noi stiamo valutando. Così Claudio Borgia, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo quello che è stato il commento di Gennaro Marotta di Azione. Mia posizione personale, perché io sono di Azione, però stiamo costruendo, non ricostruendo, perché il fatto che abbiamo avuto qualche movimento come si dice, ondulatorio. No, non era questo, ho sbagliato il punto in cui Marotta aveva commentato la questione del neoconsigliere Benetti. E allora andiamo a Castello di Godevo, dove il sindaco Diego Parisotto resta al suo posto nonostante un patteggiamento a 18 mesi per peculato. Ha restituito il denaro, ma il caso politico è esploso tra dimissioni, una maggioranza ridotta all'osso e una petizione dei cittadini. La tenuta delle istituzioni è messa a dura prova. 7.000 abitanti, un comune in piena tempesta politica. A Castello di Godego il sindaco Diego Parisotto, rieletto nel 2023 col 75% dei suffragi, non molla, nonostante il patteggiamento a 18 mesi per peculato. Quasi 80.000 euro sottratti a un disabile di cui era amministratore di sostegno. Soldi poi restituiti, ma che non cancellano un comportamento giudicato penalmente illecito. Sul piano giudiziario la vicenda è chiusa, su quello politico è appena esplosa.
Rosa. In poche settimane si sono dimessi 3 consiglieri di maggioranza e oggi il sindaco governa con appena 5 eletti su 12. Per andare avanti serve un subentro dai non eletti, altrimenti l'ente rischia di non avere più i numeri per funzionare e potrebbe tornare alle urne. Intanto in paese monta la protesta. È partita una petizione online che chiede a Parisotto di fare un passo indietro in nome della credibilità delle istituzioni e della trasparenza. Non è una questione giudiziaria, dicono i promotori, ma di fiducia. Un sindaco deve essere al di sopra di ogni ombra. Il primo cittadino invece rivendica il diritto di continuare a governare, sostenuto da una maggioranza ormai ridotta all'osso, ma il prezzo politico è alto. Un comune piccolo, una comunità spaccata, un municipio paralizzato da un caso che va oltre il tribunale e investe direttamente l'autorevolezza dell'istituzione. Castello di Godego resta così sospeso tra legalità formale e legittimità politica, con una domanda che attraversa tutto il paese. Può un sindaco patteggiare per peculato e continuare a guidare il comune come se nulla fosse? E un altro sindaco alle prese con la giustizia è Luigi Brugnaro. A parte l'inchiesta Palude, sono state chiuse le indagini dei PM sui presunti fondi illeciti durante la campagna elettorale per la sua rielezione. Sentiamo. Concorso in finanziamento illecito ai partiti. È questa l'imputazione che muove a vario titolo la procura nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro. Chiusa l'indagine sull'inchiesta sui presunti fondi illeciti nella campagna elettorale per la rielezione del sindaco nel 2020, i PM hanno deciso di chiedere il rinvio a giudizio non solo per Brugnaro, ma anche per il direttore generale, capo di gabinetto del comune Morris Ceron, del manager di Umana Walter Bianchi, del mandatario elettorale Adriano Giudice, del responsabile dell'associazione Venezia 2025 che ha seguito le elezioni. La prima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari è fissata per il prossimo 2 aprile, dove si deciderà se mandare gli indagati a processo o far cadere le accuse. Al centro dell'indagine le spese per la campagna elettorale del 2020, che avrebbero sforato di oltre €500.000 il tetto di spesa previsto per ogni candidato, che si aggira intorno ai €330.000. A Brugnaro è stata contestata anche l'accusa di falso in atto pubblico, poiché aveva firmato un atto relativo proprio alle spese elettorali intorno ai €251.000, ben lontani dunque dai quasi €900.000 di cui è stata proprio la Guardia di Finanza a rendere conto alla Procura, attestando di fatto un esubero di spesa per la campagna elettorale di circa €513.000. Torniamo ancora alla cronaca, non si sono fermati all'alta della polizia, da qui un inseguimento per le vie del quartiere Guizza di Padova, sono stati fermati e arrestati tre stranieri. Grazie, arrivo. L'auto targata Slovenia non è passata inosservata agli agenti della questura di Padova che pattugliavano il territorio in zona Guizza. All'interno 3 uomini, un 29enne albanese, un 42enne rumeno e un 19enne tunisino che alla vista della polizia hanno cercato di darsi alla fuga accelerando l'andatura e infilandosi nelle vie del quartiere. Dopo un breve inseguimento i 3 però hanno imboccato una strada senza uscita. Qui è scattato il controllo delle volanti e mentre gli agenti identificavano i 3 dall'auto è stato lanciato un involucro finito in un giardino privato contenente mezzo etto di cocaina in sasso. Durante il controllo, inoltre, sotto il sedile del guidatore è stato rinvenuto un altro piccolo involucro contenente la stessa sostanza. I 3, tutti con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, sono stati portati in questura ed arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso, mentre la cocaina è stata sequestrata. La vettura è risultata intestata a una società slovena di autonoleggio. Vista la gravità dei fatti, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato anche l'ufficio immigrazione della questura per procedere alla revoca del permesso di soggiorno di cui è titolare il 29enne cittadino albanese.
Il 19enne tunisino, invece, irregolare sul territorio, è stato accompagnato al CPR per essere espulso. Vista la gravità dei fatti, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha attivato l'ufficio immigrazione della questura per procedere alla revoca del permesso di soggiorno di cui è titolare il 29enne cittadino albanese. Il 19enne tunisino, irregolare sul territorio, è stato accompagnato al CPR per essere espulso e, vista la pericolosità sociale, anche per il cittadino rumeno, seppur comunitario, è stato predisposto l'allontanamento. Il servizio di Francesco Ratai è un episodio simile ieri a Vicenza. Guardate queste immagini, un'auto guidata da alcuni nomadi si è schiantata contro il casello di Vicenza Est. Vedete arrivare l'auto che si scontra con un furgone, rimane incastrata e vedete c'è la fuga degli occupanti l'auto, quattro nomadi a quanto sembra. All'interno dell'auto è stato trovato materiale per lo scasso e quindi si presume che sia trattato di una fuga da un controllo della polizia dopo un furto commesso a Vicenza. E dopo la rissa avvenuta al bar Il Coccodrillo di Padova, lo sfogo del titolare ai nostri microfoni che parla di un caso isolato e dice: il mio locale non è una palestra di pugilato. Io non ho aperto il locale perché ci si faccia le risse. Ovviamente, come dire, varie dinamiche cittadine hanno portato a far sì che dopo le 2 a Padova ci siano solo 2 locali aperti e quindi tutto quello che arriva ce lo dividiamo io e la Fedora e Mirko del St. John's. Ovviamente se ce ne fossero 10 aperti non ci sarebbe la concentrazione dei problematici e siamo rimasti in 2 a fare ospitalità, penso, fino a tardi. Io non apro il locale perché ci siano le risse, altrimenti avrei aperto una palestra di pugilato. Lui è Mattia Coppo, titolare del bar Il Coccodrillo di Padova, teatro nei giorni scorsi di una rissa fatta di pugni, urla e finita con una bombola di ferro contro la vetrina del locale. I segni di quella brutta serata si vedono anche sul volto di Mattia, accorso per difendere un suo dipendente dall'aggressione di qualche malintenzionato che senza apparente motivo ha creato scompiglio con alcuni amici per poi scappare a gambe levate. Mattia gestisce il Coccodrillo da più di 2 anni e lo fa con passione assieme ai suoi 8 dipendenti e di certo non si aspettava di vivere una situazione del genere. Mi impegno con i ragazzi miei a che si possano bere dei buoni drink, delle buone birre e si possa mangiare un buon panino. Sembra assurdo, è una cosa che può capitare se si lavora nel notturno. Mi impegno sì, con alterni risultati visto sabato perché non succeda, però è così, non è un locale dove ospitiamo delle Royal Rumble o dei regolamenti di conti. Quando sono intervenute le volanti della polizia, purtroppo i malviventi erano già fuggiti, lasciando dietro di loro vetri rotti e paura tra gli avventori. Un episodio che però non intimidisce né identifica il locale di Mattia e del suo staff, già pronti a riaprire per i loro clienti, sperando che episodi del genere non si ripetano più. Ho la vetrata ancora rotta, credo che userò l'altra metà del locale, sperando di riuscire a scaldare abbastanza, però insomma in qualche maniera facciamo. Vuoi lanciare magari qualche appello alle forze dell'ordine, non so, per maggiori controlli, cosa ti senti di dire? Mi auguro che vada tutto bene. Servizio di Marta Zatta, andiamo in pubblicità, torniamo subito. Saluto e ringrazio il collega, giornalista e amico Gianluca Versace in collegamento. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Buongiorno Luigi. Allora, quando la musica diventa poesia, potremmo dire, no? Gianluca Versace è un notissimo conduttore televisivo su Canale Italia e anche uno scrittore, ha al suo attivo tantissimi titoli, tanti libri e conduce un seguitissimo programma musicale che si chiama Volami nel cuore su Canale Italia con Veronica Rizzi. Davvero è un programma molto seguito
scritto con brani molto importanti, però Gianluca, oltre a fare diciamo il critico musicale, ti dedichi anche, sei anche un autore, quindi un tuo testo è diventato il cuore di un brano musicale di Flavio Bordin che avevamo già ascoltato in una versione spagnola, se non ricordo male, adesso in italiano, Per sempre. Sì, Per sempre è una delle poesie che compongono questa nuova raccolta, questa mia terza raccolta. Io non pensavo di scrivere 3 libri di poesie, 3 sillogi di poesie, però come diceva quel tale, nessuno va mai tanto lontano dove chi non sa dove sta andando, Luigi, quindi ti dico che è una sorpresa, ma fino a un certo punto, perché ho cominciato a prenderci gusto, no? Per sempre, in italiano, fa parte della mia raccolta Alle 3, che è appena stata pubblicata per i tipi della Publimedia, Alessandro l'editore di Conegliano, che ha pubblicato anche le altre 2 raccolte. La prima, uscita a inizio 2017, cioè subito dopo la morte di mio padre, che si intitolava I docili rumori delle offese, e poi la seconda, a distanza di circa un triennio, che si intitolava L'imperfetto, un testamento spirituale. Questa è la terza, e all'interno c'è Per sempre, che mi ha fatto assurgere, diciamo così, io non avrei mai pensato, Luigi, a una specie di mogol, in piccolo, in scala evidentemente, perché è piaciuta tanto a Flavio Bordin, con cui collaboro, facciamo delle cose insieme, mi piacciono le collaborazioni anche fra linguaggi, diciamo, artistici e stilistici diversi, e lui l'ha trasformata, per la voce meravigliosa della Lisa Paladin, in un brano che sta avendo tanto successo, soprattutto nei paesi, diciamo, ispanici, sudamericani, eccetera, cioè Para sempre. Però la poesia è Per sempre ed è contenuta in Alle 3. Ecco, sentiamo questo brano. Flavio Bordin, tra l'altro, è un sassofonista di fama internazionale. Sentiamo, abbiamo un audio, avremo anche delle immagini prossimamente, insomma, sentiamo l'audio intanto. Perché non sopporterei neppure l'amore, di perderti prima di renderti felice. Per sempre, piccolo gigante che ci vegli come in una culla di falchi pellegrini. Per sempre, invagiti del tramonto che ci somiglia. Comunque lo continuiamo ad ascoltare anche musicalmente, tecnicamente, un brano evidentemente siete andati in registrazione in qualche studio importante, perché la qualità si sente subito, è altissima. Sì, ma io mi affido a lui, lui, l'artista della musica è lui, il musicista è lui, Flavio Bordin, capito Luigi? Quindi sono affidato a lui e sono rimasto molto colpito, cioè mi ha emozionato questa cosa. Non c'è dubbio, capisco anche per chi fa un lavoro che è da qualche tempo in cui riguarda direttamente la musica, insomma è una di quelle esperienze, quindi giornalista, conduttore televisivo, scrittore, poeta e anche devi chiedere paroliere. Che paroliere, devi chiedere poi i diritti alla SIAE, ovviamente. Guarda, non avrò nessun tipo di, diciamo, remora su questo. No, fammi dire una cosa, Gigi, sì. Questa raccolta nasce in un contesto, diciamo, temporale molto particolare. Il titolo è proprio frutto di questa esperienza notturna, perché è un neologismo, non esiste questa parola, è la fusione, la crasi fra alle 3 della notte, alle 3 del mattino. E quindi nasce così Alle 3, perché queste poesie io le ho scritte nell'arco di pochi mesi, proprio nottetempo, e in questo orario così simbolico, così mi hanno spiegato poi, perché io non avevo consapevolezza di questo, sia dal punto di vista religioso che forse anche superstizioso, che sicuramente biologico, che anche spirituale, perché un caro amico mi ha ricordato una frase di Napoleone Bonaparte che diceva: il coraggio è quello delle 3 del mattino, cioè l'ora peggiore o migliore a seconda del punto di vista, l'ora in cui sei completamente da solo con te stesso, in compagnia anche dei tuoi fantasmi, delle paure dei tuoi demoni, delle paure mai superate, l'ora in cui devi fare i conti con la tua vita. Ecco, in quell'ora lì, che poi si dice anche l'ora del demonio, perché l'ora
diametralmente opposta dal punto di vista cronologico alle ore 15, che è data come l'ora della morte sul Calvario di nostro Signore Gesù Cristo, le 3 del mattino è considerata l'ora di Satana, l'ora del demonio. In quest'ora, che inopinatamente mi hanno spiegato dei biologi, è l'ora di massima creatività, però noi dormiamo, quindi non siamo in grado di cogliere questa opportunità. Ecco, in quell'ora lì sono nate le poesie di Alle 3. Allora Gianluca, ci vuole un fisico bestiale, perché tu poi scrivi di notte, la mattina ti alzi alle 4 per condurre Notizie Oggi, insomma hai un fisico straordinario. Ma anche una prostata straordinaria a quell'ora. Senti, sai che ogni tanto continuano a dirmi buongiorno signor Versace, dottor Versace, la seguo sempre molto volentieri, complimenti. Sì, e a me dicono buongiorno dottor Bascialli, ma sai che non perdo una puntata delle sue trasmissioni. Gianluca Versace, grazie e complimenti. Grazie a te Luigi. Ciao Gianluca, grazie molte. Un abbraccio, un saluto ai tuoi telespettatori. Grazie molte. Allora siamo in chiusura, io direi con i nostri registi, mandiamo servizio sul pendolo di Foucault, un esperimento molto interessante che è stato realizzato a Treviso alla presenza di tantissime persone. Vediamo. Venite a vedere girare la Terra. Studenti, curiosi e studiosi si sono ritrovati a Treviso nella chiesa di San Nicolò, dove il pendolo di Foucault è tornato ad oscillare per una dimostrazione pubblica aperta alla città. Il pendolo di Foucault sostanzialmente sfrutta il primo principio della dinamica. Tutti i corpi mantengono lo stato di quiete e di moto che hanno all'infinito, quindi la direzione del piano di oscillazione del pendolo non può cambiare. Noi invece, facendo l'esperimento, vediamo che cambia. Dimostrando sostanzialmente che la Terra gira. A Treviso l'esperimento affonda le sue radici nel passato, pochi anni dopo la celebre dimostrazione di Foucault nel 1851 a Parigi. Monsignor Pilotto ripropose nel 1912 il pendolo nella chiesa di San Nicolò, portando nella città una delle più importanti prove scientifiche della rotazione terrestre. Noi abbiamo ritrovato il peso che lui ha usato all'epoca e l'abbiamo però appeso nella parte centrale della chiesa a un'altezza di ben 28 metri, mentre prima era appeso a 14 metri. Sotto il pendolo è stata posizionata una rosa dei venti sul pavimento, un dettaglio studiato per evidenziare visivamente il lento spostamento del piano di oscillazione e rendere così ancora più chiara la dimostrazione della rotazione terrestre. Con la rosa dei venti si vede la variazione della direzione del piano di oscillazione del pendolo, che è un'illusione perché chi ruota è la rosa dei venti, non è il piano di oscillazione del pendolo. Servizio di Nicola Marcato, chiudiamo con uno studio scientifico che riguarda una cavalletta presente sui Colli Euganei. Colore verde chiaro, capo allungato, zampe sviluppate e slanciate, antenne filiformi, lunghe e sottilissime. Si chiama sagapedo ed è il più lungo ortottero presente in Europa. Di questa tipologia di cavalletta, che può superare i 10 cm, uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Biodiversity Journal e condotto da Enzo Moretto, Luis Alessandro Guariento e Davide Apolloni con il contributo di giovani naturalisti del Museo Esapolis, ha documentato per la prima volta la presenza stabile nei Colli Euganei. L'attività di monitoraggio condotta tra Arqua Petrarca, Baone, Cinto Euganeo e Monselice ha portato all'osservazione di stadi giovanili, ninfe, ma anche di individui adulti. Sagapedo, rara cavalletta predatrice che ha capacità di riprodursi anche per partogenesi, ovvero senza accoppiamento, è attiva prevalentemente nelle ore crepuscolari notturne e presenta efficaci strategie di mimetismo e movimento che ne rendono difficile l'avvistamento. Sagapedo predilige climi caldi e secchi, tanto che secondo gli studiosi la sua presenza nei Colli Euganei potrebbe essere effetto dei cambiamenti climatici. Inserita tra gli insetti e necessità di tutela, averla individuata è una conferma dell'eccezionale valore della biodiversità dei colli, secondo il presidente del parco regionale Alessandro Frizzarin. Servizio di Chiara Gaiani, un'ultima ora da Cortina d'Ampezzo, sono stati acciuffati subito dopo il colpo i 3 banditi che hanno rapinato in pieno centro la gioielleria Salvati.
Gli ospiti di questa sera a Focus: Antonella Argenti, Laura Besio, Monica Coin, Gian Antonio Darè, Nicola Falconi e Morena Martini. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. I nostri registi Francesco Ceron e Tommaso Migot. Ci vediamo a Focus alle 21:15 circa. Grazie, buona giornata.